Dio porte eterne, avanti Re della gloria, nei cieli e sulla terra poter. Santo Villate dolcezza, il Re d'amor s'avvicina, ti dona vivo ed offre pace al cuore. Osanna al figlio di David, Osanna nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri all'amore e alla pazienza di Cristo Gesù sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori per le opere di carità. Oggi siamo qui radunati con tutta la Chiesa, possiamo essere introdotti al mistero del nostro Signore Gesù, il quale reale compimento la sua passione e risurrezione entrò a Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore in memoria del salvifico confessione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce possiamo avere parte alla risurrezione e alla vita eterna. Ora benediciamo gli olivi, i rami di olivo che abbiamo davanti all'altare, e poi saranno portati nel suo prendere e vorrà portare con sé. Preghiamo. Eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, tuoi fedeli, esultanti che Cristo il Signore, di giunti alla Gerusalemme, egli vive e regna dei dall'Isaia. Il Signore di una lingua da perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dono ai bellatori, le coloro che la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra.
saprei restare parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Roga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fratelli, gli dia di Giacobbe, tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Era di San Paolo che Cristo Gesù, pur condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Lo stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, rendendosi obbediente a morte e a una morte. Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù i piedi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Padre. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. E onore a te, Signore Gesù. La passione secondo Matteo la possiamo ascoltare seduti. Passione di Gesù Cristo, Seo. Nel tempo uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete da quel momento cercava l'occasione per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Atti, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che andiamo per te la Pasqua? Ed egli: Andate in città e ditegli, tradisce, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i 12 mentre mangiava. In verità io di voi mi tradirà,
Ed essi, profondamente, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io? ed egli, Colui che ha messo con me la mano è quello che mi tradirà. Figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo viene. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. disse, gli rispose: ora, mentre Gesù prese il pane, recitò, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: Prendete, questo è il mio corpo. Calice, rese grazie e lo dicendo: Perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi berrò di questo frutto della fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno del Padre mio. Ha cantato l'inno verso il Monte degli Ulivi. Tesoro. Questa notte per tutti voi sarà molto. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore, saranno disperse le pecore del gregge. Porto mi prenda l'idea. Pietro gli disse: Se tutti si scandalizzeranno di te, Gesù, in verità ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, rinnegherò volte. Pietro disse: dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro a bere a Getsemani e disse ai discepoli: Mentre io vado là a pregare, e presi con sé Pietro e i due figli di cominciò a provare e angoscia e disse loro: e alla rete vegliate andò più a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. si allontanò una seconda volta. Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la verità. E li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo, pregò per la terza volta in dole. I discepoli: Dormite pure, riposatevi, ecco l'ora è vicina e il uomo è dato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che vi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla, con spade e bastoni, mandata dai sacerdoti e dagli anziani del popolo.
Il traditore aveva dato un segno. Quello che bacerò è lui. Arrestato. Si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì. E Gesù gli disse: Amico, sei qui. Allora si fecero, misero le mani e lo arrestarono. Ed ecco, un uomo con Gesù impugnò la spada, la estraì il servo del dote, staccandoli. Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo posto. Prendono la spada a morire. O credi che io sia il Padre mio, che metteremo subito a mio disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spada. O di insegnare, non mi avete arrestato. Questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caiafa, i quali uniti gli scribani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi, per sarebbe andato i sacerdoti il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente erano due che affermarono: Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò. Rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro? Ma Gesù Congiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Hai detto, gli rispose Gesù, anzi, io vi dico d'ora in avanti, l'uomo, se della potenza deve venire sul sacerdote si stracciò le vesti. Ha bestemmiato. Che cosa abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli risposero. È reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono È dicendo: il profeta per noi, il Cristo. Pietro intanto se ne fuori nel cortile. Una giovane serva e disse: Tu eri il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: Non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un altro e disse ai presenti: Costui era con Gesù, il Nazareno. Non conosco quell'uomo. Dopo un po' e dissero a Pietro: E sei un... Infatti il tuo accento ti tradisce. a imprecare e a pregare. Non uomo. E subito un gallo cantò
ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governato. Ora Gesù, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete dei sacerdoti anziani, dicendo: peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: A noi che importa? Pensaci tu. ora gettate le monete d'argento nel tempio, e andò ad indicare i sacerdoti raccolti e dissero: Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura dei prigionieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue ad oggi. Allora si compì quanto era per mezzo del e presero 30 monete d'argento, che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: Il re dei Gesù rispose: Tu lo dici. i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusano, non rispose nulla. Allora disse: non senti quante testimonianze portano contro te? non se neanche una parola. Il governatore rimase assai stupito. Il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato di nome Barabbà. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: Volete che sta per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero a chiedere Barabba e a far morire. Allora gli domandò loro: Di questi 2, chi volete che io rimetta in libertà? Gli risposero: Barabba. Loro Pilato. Ma allora, che farò di Gesù chiamato Cristo? Ed egli disse: Ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: Sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, molto aumentava, prese e si davanti alla folla dicendo: Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: Il suo sangue cade sui nostri. Allora rimise loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. I capi del governatore condussero Gesù nel prato e gli radunarono attorno tutta la truppa.
lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo, misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei, Sputandogli addosso, lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo crocifiggero. Mentre uscivano, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli chiedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, misero le sue vesti, tirandole a. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra posero il motivo scritto con dà. Costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi 2 ladroni, a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: il Tempio lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, si di lui, diceva: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Va dalla croce e crederemo in lui. È dato in Dio. Lo liberi lui. Ora, se gli vuol bene. Ha detto: sono figlio di Dio. Crocifisso in questo modo. A mezzogiorno si fece a terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran Sabachthani, che significa: Dio mio, mi hai dato. Alcuni dicevano: Costui chiama Elia. e subito uno di loro corse a prendere una spugna, aceto, la dicevano. Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo. Ma Gesù gridò a gran voce: Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. La terra e le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi morti nei sepolcri. La sua risurrezione entrata santa, ero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono da e dicevano: Costui era figlio di Dio. vi erano là da lontano
alla servirlo. Queste c'erano dalla Maria, madre di Giacobbe, e la madre dei la sera ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, anche questi si presero il corpo di Pilato, allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, pose nel suo sepolcro di fare, rotolata poi una grande pietra del sepolcro, se ne andò. Lì seduta Magdala e l'altra Maria. Il giorno quello dopo la parascena venirono presso i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore dopo 3 giorni ordina dunque che la vigilata fino ai suoi discepoli e poi dicano al popolo: sorto dai morti, quest'ultima impostura sarebbe peggiore. Pilato andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. e si andarono e per la tomba sigillarono la pietra e guardie. Parola del Signore. Fratelli, sorelle, abbiamo ascoltato insieme il racconto su secondo la versione di Matteo. È una sofferenza e di umiliazione liberamente accolta da Gesù, la nostra salvezza. Dio il Padre non ha voluto la morte del figlio suo, non la poteva volere, e che noi non siamo stati salvati dal dolore di Cristo, ma dall'amore crocefisso. Dio ha accolto l'amore obbediente del figlio alla missione ricevuta dal Padre, un'obbedienza che condurrà il figlio fino al sacrificio della sua vita. Paolo così ci ha ricordato, scrivendo ai fratelli di Filippi, un grande mistero che celebriamo in Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso l'alleanza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Come tale umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Il servo innocente di Yahweh muore, salvezza per umanità. E questo è il mistero di amore infinito contenuto nella Pasqua e che la Chiesa contempla con fede e con gratitudine, e in questi giorni storia della passione e morte di Gesù, in attesa della sua gloriosa azione. Signore, ci conceda di guardare a questo mistero con la fede della Chiesa. In piedi, siamo la prova di fede.
Io credo in Dio Padre, creatore del cielo. Concepito nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, nacque di là verrà, vive in morte, dello Spirito Santo, la sacerdozia, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Abbiamo seguito Cristo, umile e Re di gloria, ingresso in Gerusalemme, nel suo cammino di passione, con riconoscenza eleviamo il Padre la nostra preghiera. Padre, ascolta la nostra supplica. Per la Chiesa che con viva fede celebra la passione e morte, Nostra supplica. responsabili delle nazioni, chiamati a portare conforto e speranza, noi ti preghiamo. Per la fede, per chi non ha speranza, per chi ha spento la fiamma della carità, noi ti preghiamo. Per la nostra comunità, nell'eu spirito di carità e la forza Ascolta, questa è la nostra preghiera, ascoltala perciò tuo Figlio è risorto per noi. Guarda questa, guarda noi, Signore, tu offriamo nella tua messa, la nostra messa e la tua vita. La vita nella tua messa, la nostra messa, la tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro credo. Il nostro niente, lo Signore, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio.
mediante la passione del tuo unico figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma non tenga misericordia quest'unico mirabile sacrificio. Questo Signore, in alto i nostri cuori, rendiamo il nostro. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte rendere grazie al Padre Santo, Dio Onnipotente, Cristo, egli che era senza peccato, accettò per noi peccatori, a un'ingiusta condanna, il peso peccato, con la sua morte, nostre colpe, con la sua ci acquistò la salvezza, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio di cieli e terra, sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nel cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, consegnandosi volontariamente alla passione per e rese grazie e lodi e prendete e tutto è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, ti rese grazie, lo diede il suo, disse, prendete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio, il pane della vita e il ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il totale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendi la riunione con il nostro Francesco, nostro partito, ridiare persone consacrate e anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, ricordi alla luce di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata di Giuseppe, suo apostoli e tutti i santi in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo e in Cristo, e Dio te nell'unità dello Spirito, gloria, secoli dei secoli. Andiamo insieme, riconoscenti il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come si dacci oggi il nostro pane, e rivendi a noi i nostri debiti, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, facci i giorni della tua misericordia, sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, sicurezza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede, dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, dei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti. Agnello di Dio, Ecco l'agnello del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Cristo mi guardino per la vita eterna. passo numero 419. Signore dolce, dia il dolore, molto
perduto sei noi. Il nostro pianto, o nostro Salvatore, nello morte resistere non puoi. O nostro croce sei per noi, nell'ora dell'ore ci rivolgiamo a te. Accogli il nostro santo dono, Salvatore. A noi guidato, Cristo mio Signore, di Spirito Santo, colpito per amore, perché sono spiati con te.
Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fare nei beni qui, fa che per la sua risurrezione giungere nella nostra speranza, Cristo nostro Signore. Volgi su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo esitò con delle mani dei e ha subito la croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Alcuni avvisi questa settimana. Dopo questa messa potete prendere l'olivo benedetto che si incontra nel chiostro. La processione solenne parte dal chiostrino e arriva in chiesa, sarà alle ore 11, animata da loro che li do. In settimana ore 7:40 dell'ufficio di letture e cena Domini, l'Eucaristia alle ore 18 in santuario, venerdì santo alle ore 5 celebrazione di lettura e lodi del venerdì santo e a croce alle ore 17 celebra in santuario, alle ore 21 via Crucis cittadina per le vie di Giamora con partenza dal santuario e animazioni proposte dai giovani della parrocchia. Sabato a 7:45 di lettura e il santuario non si celebra la solenne vigilia pasquale. Fedeli sono invitati a partecipare alla parrocchia. Domenica di risurrezione seguono gli orari festivi alle ore 7:30, 9:30, 11 e 18, il vespero alle ore 17. Lunedì dell'Angelo e Sante Messe con orario festivo solo al mattino. Di questo momento di inizio della settimana santa un buon incontro, Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Tutti una mano come 405. Croce Santa, che portasti Redentore, gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza fedele, grondi sangue innocente, che ti volle ma croce, ti saluto, croce santa, che portasti Redentore, lode, onor ti canta ogni lingua e o agnello divino immolato sull'altar della croce, dal salva l'uomo che perdona. Ti saluto, Gesù,
che porta Redentor, la lode e onor ti canta ogni lingua e Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia. E in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere l'acerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022.